Noi abbiamo previsto 490 posti a sedere nel campo sportivo all'interno, quindi contingentato l'ingresso, però poi all'esterno c'è anche un campo di erba con manto erboso dove la gente anche può sostare sempre mantenendo il metro di distanza. Uno spazio aperto al confine con il cielo per dare la possibilità a tutti di dare l'ultimo saluto a Vittoria. Sono attese più di 500 persone, un servizio d'ordine con i volontari delle parrocchie e della protezione civile è già stato predisposto. La strada adiacente agli impianti sportivi di Crespignaga domani alle 18 sarà chiusa. La famiglia sconvolta dal dolore ha chiesto una funzione semplice per il loro giovane Angelo. I compagni di classe hanno già espresso il desiderio di prendere parola. So che la scuola, ecco, il Levi ha organizzato qualcosa per ricordare la loro compagna di studi Vittoria e poi ovviamente ci saranno anche gli amici. Potrebbero voler parlare anche le sorelle della ragazza, Rebecca e Carolina, le due giovani che stanno dimostrando una forza incredibile nel sostenere papà Moreno e mamma Paola, come ci racconta lo zio di Vittoria. Un dolore impossibile da affrontare senza chiedere aiuto ad un professionista, soprattutto ora che a distanza di 2 giorni lo shock della notizia ha ceduto il posto alla realizzazione della perdita, di quell'assenza che la scomparsa di Vittoria ha lasciato nelle loro vite. Hanno una disperazione grande, un dolore veramente inspiegabile e incomparabile e sono da capire, ecco. In questo momento c'è solo il posto per il dolore, ecco. I giudizi li faremo dopo poi. Rimane quell'istantanea terribile della Vespa ancora a terra pochi minuti dopo lo schianto, che porta con sé il racconto di quanto si sia cercato di fare per salvare dalla morte la giovane ragazza. La scarpa bianca di Vittoria sull'asfalto, guanti e mascherine dei soccorritori. E intanto la speranza per il giovane amico che era con lei e il dolore di un'altra famiglia che ora sta pregando per il figlio ancora in coma. La paura di medici e infermieri è che il ragazzo possa aver riportato lesioni permanenti. Parallelamente corre il nodo della giustizia, l'inchiesta aperta per omicidio stradale della Procura dei minori di Venezia sarà necessaria per fare luce sulla dinamica dell'incidente.